Amici di Fanner, benvenuti alla Stella Azzurra, 26esima di Serie A della Lega Calcio a 8. Si infiamma la sfida per il sesto posto playoff con lo scontro diretto tra Roma Calcio a 8 GSA e Pisana Calcio a 8. Gli uomini del presidente Villanici arrivano col sesto posto, difeso da 4 punti di vantaggio sulla Bacci. A 6 lunghezze c'è la Pisana, che oggi non può sbagliare per rimanere in corsa per la lotta ai playoff. Sarà la Pisana a giocare il primo pallone del match, che parte in questo momento. Primo possesso per gli ospiti in maglia nera, da sinistra a destra dei vostri schermi. 38 punti in classifica per loro, vengono da 2 pareggi contro De Angelis e Checco dello Scapicollo. Poi cominciano con un possesso da dietro. Ora il numero 15 va a chiamare in causa l'estremo difensore Filonardi. Rimessa laterale conquistata ora dal numero 6 Pace. Va lungo con le mani, trova un compagno che cerca di andare verso il centro ma viene chiuso. Ciccolini, pallone toccato in fallo laterale dal capitano della Pisana in maglia numero 16 Piccolo. Pallone in avanti ora, buona la guardia della difesa. Piccolo attaccato, attenzione al pressing su Piccolo che poi scarica, pallone allontanato. Ugolini di testa, Oliva prova ad andare via sulla sinistra, Oliva, Massari su di lui lo chiude, ma la rimessa laterale è per la Pisana. Già battuta col pallone sull'out di sinistra per Pace, che va a scaricare verso Filonardi. Lungo Filonardi, a Massari prolunga, possibilità per il 7 che ci prova col mancino ma strozza. Andrea Cesaro, 16 gol per lui finora in questo campionato. Ciccolini, lo scarico di Seferi che non trova Cichella. Laterale già battuta. Piccolo. Lo scarico. Attenzione a Filonardi attaccato. Seferi per un attimo riesce anche a toccare la sfera. Poi commette fallo ai danni del numero 15 Martinelli, ma che rischio per la difesa della Pisana. Pallone in verticale, Laurato controlla, cerca il suggerimento per Ammassari che non riesce. Possibilità di ripartire per la Roma con Cichella che allarga sulla destra dove c'è Ciccolini che mette verso il centro. Pallone che passa, Seferi sfiora ma non tocca. Si tratta di corner, palo russo dalla bandierina, rasoterra, pallone per Seferi che per un attimo pensa anche all'acrobazia, poi non la prova. Piccolo può andare, supera Ciccolini, allarga sulla destra dove si fa vedere Cesaro. Cesaro all'1 contro 1 con Oliva, conclusione respinta e la risposta dell'estremo difensore della Roma. Sfera ancora buona per Laurato, Laurato col mancino che si infila nell'angolino basso. 1-0 per la Pisana dopo 3 minuti di gioco. Il gol di Laurato che ha ribadito in rete dopo una grande risposta di Goletti. In vantaggio gli ospiti dunque alla Stella Azzurra. Roma sotto, chiamata a ribaltare il risultato. Oliva, Cichella, allarga, poi gioca con lo Russo in verticale, possibilità per Seferi che prova ad andare sul mancino. Seferi, grande giocata, i piedi di Filonardi. Oliva, Cichella allarga sulla destra dove arriva con qualche istante di ritardo sul pallone il numero 6 Chianese. Rimessa laterale per la Pisana, battuta verso Piccolo che prova a coprire la sfera, poi retropassaggio avventato, Seferi scarica
il destro di Cichella, deviato, termina in corner. Cichella all'indietro, Ciccolini col destro, prende malissimo le misure. Filonardi, la testa di Oliva, poi arriva Lo Russo che tiene il pallone in gioco, scarica ancora per Oliva, a Massari si oppone, sarà rimessa dal fondo per Goletti, che va con le mani verso Lo Russo, che prova ad andare via al diretto avversario, la chiusura, poi esce bene la difesa della Pisana con la possibilità per Piccolo che cambia gioco, cerca Cesaro, il controllo di Cesaro, arriva Ugolini a chiudere tutto e a guadagnare anche il calcio di punizione. Oliva, Cichella premia la sovrapposizione di Chianese che viene verso il centro del campo, prova a scaricare ma sbaglia tutto, allora possibilità di andare per Ammassari che cerca Cesaro ma c'è l'anticipo ancora di Ugolini che poi cerca anche la conclusione non avendo ulteriori sbocchi offensivi. Facile da bloccare per Filonardi, pallone per il numero 15 che gioca col centrale, apre bene il gioco dove Pace può avanzare palla al piede, allarga su Piccolo, defilato sull'out di sinistra, ancora lo scarico di Piccolo verso Pace, pallone centrale, Ammassari controlla, prova a calciare col mancino, conclusione respinta. Ammassari ancora a recuperare su Ugolini che si stava concedendo qualche velleità di troppo, la conclusione è terminata sul fondo. Si stanno accendendo i ritmi, partita che non sarà sicuramente tranquilla. Ammassari cerca lo scarico ma viene chiuso, possibilità di salire palla al piede per Oliva, c'è spazio per il numero 2 che prova a calciare col mancino, Filonardi si oppone, poi Carnevali allontana sui piedi di Piccolo che con esperienza prova a proteggerla, ancora Carnevali, gioca corto. Attenzione al pressing della Roma che può essere pericoloso, Carnevali allontana ma sbaglia, Cichella, conclusione deviata, termina alta sopra la traversa, mani sul volto per il capitano della Roma vicino al pari. Va a battere Seferi, pallone potente che attraversa tutta l'area di rigore, non ci arriva Chianese che cercava un gol simile a quello che settimana scorsa aveva aperto le marcature contro l'Italia. Filonardi va a lungo con i piedi, Cesaro non ci arriva, poi Ugolini sbaglia per un attimo retropassaggio, attenzione alla Pisana ancora in avanti, fallo, punizione per la Roma che va in avanti, il petto a coprire di Martinelli che avanza la palla al piede, chiuso da Ciccolini, tutto regolare, si gioca, pallone per Cichella che allarga sulla destra dove c'è Klaus Seferi, va all'1 contro 1, Seferi mette verso il centro, pallone che non è buono per Cichella, poteva esserlo per Ciccolini, ma l'anticipo di Ammassari ha chiuso in corner. Ciccolini forte e teso, pallone allontanato. Dall'altra parte Goletti in anticipo, preferisce coprire la rimessa dal fondo che allontanare, poi va a rimettere in gioco con le mani. Seferi, Oliva, non ci arriva Lo Russo, Ammassari, Martinelli, calcia, pallone che passa, non trova la deviazione Cesaro, la sfera si spegne sul fondo. Goletti, Oliva, Ciccolini,
Chianese. Seferi può controllare, va col mancino. Sul fondo, non di molto, il sinistro di Klaus Seferi. Marinelli scarica su Carnevale che va in verticale. Pallone buono per Laurato che tocca centralmente per Ammassari. Il tocco di Ammassari, facile da capire e da bloccare per Goletti. Ciccolini. Cichella. Cichella guadagna il centro del campo, poi allarga. Ciccolini. Largo per Seferi che mette dentro. Chiuso ancora il pallone verso il centro. Non da Seferi ma da Chianese. Arrivata comunque la chiusura. Ugolini ancora in possesso. Calcia col mancino. Pallone che termina sui piedi di Carnevale che può far ripartire i suoi. Avanza il numero 5. C'è largo a destra a Massari. Carnevale preferisce andare centralmente per Laurato che non trova lo spazio per andare da solo. Poi Cesaro tocca con un braccio. L'arbitro lo vede e sanziona il fallo di mani con calci di punizione in favore della Roma. Calcio a 8 quando sono passati 11 minuti del primo tempo. Roma calcio 8-0, la Pisana 1, il gol di Laurato. Tutto regolare. Piccolo può andare in verticale, la chiusura di Ciccolini. Oliva può ricominciare da Ugolini che va a giocare verso Luca Cichella. Spazio per avanzare. Ciccolini. Centralmente, ha anticipato lo russo, allora avanza Piccolo, Oliva su di lui, non riesce a chiuderlo, Ammassari, cambio di campo, dall'altra parte c'è Cesaro che controlla e col destro ha la grande opportunità di trovare il raddoppio, ma una deviazione gli nega la gioia del gol. Dalla bandierina a Massari, pallone che passa Goletti in due tempi, uscita dell'estremo difensore della Roma che poi va a mettere in movimento Klaus Seferi all'1 contro 1 con Piccolo, lo chiude Piccolo con esperienza, poi avanza verso il centro del campo, supera Ciccolini, Piccolo dalla distanza, grande giocata, è mancata solo la conclusione nello specchio della porta avversaria per uno straordinario Roberto Piccolo. Oliva, Cichella, Ciccolini, prova la botta, pallone che rimane lì, poi Carnevale esce alla grande, prova ad andare da solo, vince un rimpallo, può ancora sporgersi in avanti, non è seguito però dai compagni con i quali se la prende solo per un attimo, però prima di recuperare la posizione. Riparte da dietro la Roma, Pisana chiusa e ordinata dopo il gol. Non vuole lasciare spazi alla velocità di Seferi. Ciccolini sulla destra per Chianese che alza la testa, prova a mettere un pallone verso il centro che non può essere giocabile da nessuno dei suoi compagni. Si riprende con una rimessa dal fondo per Filonardi. Lungo con le mani Filonardi, il petto di Ugolini che però lascia il pallone lì buono per Ammassari. Ammassari la copre in mezzo a due, Ciccolini e Ugolini, tutto regolare, l'intervento ancora di Ciccolini che recupera la sfera, può andare lo russo in verticale per Seferi che non riesce a tenere questo pallone in campo. Attenzione alla conclusione della distanza, provata da Laurato che si è spenta sul fondo. Controllava comunque la traiettoria Goletti. Cichella. Avanza Cichella. Va via Laurato, poi calcia col destro. Blocca sicuro Filonardi. Piccolo. Laurato
La chiusura su di lui è fallosa da parte di Ugolini, calcio di punizione. La rincorsa di Cesaro che va col destro, la sfera passa, ancora una deviazione e la palla si infila in rete per il 2-0 della Pisana al quarto d'ora. Il gol è di Andrea Cesaro che fa 17 in campionato. Cichella va dritto in porta e il pallone termina di poco sul fondo. Piccolo. Ugolini di testa. Cichella gioca con Ciccolini, torna su di lui a Massari, tutto regolare. Piccolo può avanzare palla al piede. Qualcosa da dirsi Ciccolini e a Massari. Seguiamo il pallone che ora è dalle parti di Laurato che calcia col mancino. Il diagonale di Laurato termina sul fondo con una deviazione, però sarà corner per la Pisana. In vantaggio per 2-0 la Stella Azzurra contro la Roma Calcio 8 in un match che potrebbe riaprire qualsiasi discorso playoff. Direttore di gara che richiama all'ordine soprattutto gli uomini della Roma Calcio 8, ora comprensibilmente nervosi. Ammassari verso il centro dell'area, il colpo di testa alto sopra la traversa da parte del numero 15 Martinelli. Ciccolini apre sulla destra, Chianese verso il centro, Seferi controlla. Viene chiuso però da Pace che poi scarica anche su Martinelli, può uscire palla al piede Carnevale, gioca ancora con Martinelli, il cui tocco in verticale non trova nessun compagno, però guadagna una rimessa laterale il numero 15 che va a giocare centralmente verso Piccolo. In verticale si fa vedere a Massari che controlla, allarga il gioco sulla destra dove arriva Pace, velocissimo, tiene il pallone in gioco, calcia addosso a un avversario, poi un rimpallo lo sfavorisce, l'ultimo tocco è il suo. Nel rimpallo con Pisapia, neo entrato nelle file della Roma Calcio 8. Ciccolini. Chianese in verticale, pallone intercettato senza problemi, però allora possibilità di ripartenza per la Pisana. Martinelli non controlla questa volta, rimessa laterale per la Roma. Cichella, Oliva, Pisapia cerca il cambio di gioco, buona la chiusura da parte di Martinelli che ha cambiato lato di competenza rispetto all'inizio del match. Va ancora Martinelli a sovrapporsi, riceve il pallone in area Martinelli che può scaricare per Cesaro, è incredibile, si è riuscita in qualche modo a salvare la Roma, vicina al terzo gol la Pisana. Ammassari sul secondo palo, pallone rimesso verso il centro, allontana Chianese. Martinelli scarica su Piccolo che calcia e il suo destro si infila a rete, in rete, scusate, Roma 0, Pisana 3. Incredibile quello che sta succedendo alla Stella Azzurra, dominio assoluto degli ospiti. Pietrificati Cichella e compagni che ora devono per forza di cose ricominciare. Pallone sul secondo palo che sfila
Conclusione provata da Chianese. In verticale Martinelli. Pallone che arriva dalle parti del numero 9 che prova a calciare. Si trattava di Meloni. Gioco interrotto però. Per un problema a Ugolini, direttore di gara che si sincera delle condizioni del centrale difensivo della Roma prima di far riprendere il gioco. Chianese in verticale, la lascia scorrere Ciccolini che poi non ritrova il pallone perché Carnevale arriva prima di lui sulla sfera. Pallone in avanti, in qualche modo ha provato a giocare la pace ma non ha trovato nessun compagno. Può ripartire la Roma. Ugolini in verticale, Seferi non controlla benissimo, Carnevale col tacco, la copre Laurato, ancora Carnevale, gioca con Laurato, Martinelli cambia gioco dall'altra parte dove controlla il neo entrato Ferretti che poi scarica. Si ricomincia da Carnevale che va lungo a cercare e a trovare Ammassari. Lo scarico verso Martinelli, possesso veramente preciso della Pisana con Laurato che ora può avanzare, libera il destro, Goletti blocca. Cichella, Seferi, lo scarico per Cichella. Oliva gioca con Pisapia che scarica ancora verso Oliva. Allora Cichella, tutta chiusa la Pisana. Pisapia prova ad andare all'1 contro 1 con Martinelli, calcia addosso al numero 15 che poi riesce a evitare anche il corner. Ammassari scarica, esce palla al piede la Pisana con Ferretti che può andare, torna sui suoi passi, allarga su Ammassari, c'è Ugolini su di lui, Ammassari va via, Ugolini gli mette le mani addosso, calcio di punizione. Nella Roma intanto fuori Seferi. Dentro Indelicato. Carnevale tocca, Fernetti calcia e il pallone non termina troppo lontano dalla porta di Goletti. Pisapia si sovrappone sulla sinistra, mette questo traversone, respinto, Martinelli allontana con la testa, poi la conclusione da lontanissimo di Chianese, abbondantemente alta. Martinelli va lungo, anticipato Meloni. Pisapia non si intende con Indelicato. Pallone in verticale che passa, facile da controllare per Goletti. Cichella va a prendersi il pallone quasi nella propria area di rigore. Lo gioca con Oliva che serve ancora Cichella che alza la sfera in avanti. Lo scarico di Martinelli di testa che favorisce l'uscita di Filonardi che poi va a lungo con i piedi. Ugolini ci mette la testa, Oliva non riesce a evitare la rimessa laterale, ma Ammassari aveva commesso un fallo su di lui, dunque calcio di punizione per la Roma, già battuto. Indelicato, possibilità di girarsi per il numero 9 che poi prova ad andare da solo, viene chiuso però da Carnevale che poi scarica. Allontanato il pallone che però rimane pericolosamente lì, attenzione, possibilità per Chianese sulla destra, prova il tacco, ma non c'è nessuno dei suoi compagni ad appoggiarlo. Ancora Chianese, torna su Ferretti,
che decide di ricominciare da Pace, che va a lungo senza fronzoli ad allontanare Goletti, con i piedi lascia il pallone lì per Ugolini, che gioca con Oliva, avanza palla al piede il numero 2, si fa vedere Ciccolini che riceve sulla sinistra, avanza verso il centro del campo Lorenzo Ciccolini, chiuso da Laurato, Meloni può andare palla al piede, Cichella torna su di lui, non trova spazi la Roma e arriva il duplice fischio che chiude il primo tempo alla Stella Azzurra. Roma Calcio 8 GSA 3 0 Pisana 3. Tutto pronto per i secondi 25 minuti qui alla Stella Azzurra tra Roma Calcio 8 GSL e Pisana Calcio 8. Risultato sorprendente di 0-3. Attenzione alla Pisana che ha già recuperato la sfera con Meloni che può andare, calcia col mancino, Goletti si salva con i piedi. Poi c'è un fallo di Ugolini su Meloni. Dicevamo che sorprende soprattutto la sostanziale differenza nella qualità del gioco espresso. Attenzione alla punizione, battuta veloce, Ferretti la mette in rete, coglie impreparata la difesa della Roma Calcio 8, la Pisana, battuta veloce la punizione da Carnevale, Ferretti mette in rete 0-4. Ferretti ora qui va a commettere un fallo, calcio di punizione per la Roma. Cichella, la rincorsa del numero 8 che va addosso alla barriera avversaria. Cichella addosso a Ferretti, guadagna la rimessa laterale. Pisapia, pallone che può diventare buono per Indelicato, che subisce un fallo fuori dall'area, sarà calcio di punizione. Rincorsa di Pisapia che va col mancino altissimo sopra la traversa. Ripartita la Pisana col pallone per Meloni che apre sulla destra, la chiusura di Ugolini su Martinelli. Poi ha guadagnato anche la rimessa laterale a causa dell'ultimo tocco di Martinelli. Fallo subito ora da Luca Cichella. Riceve Chianese che alza la testa e gioca sulla sua verticale con Pisapia che viene verso il centro del campo, non ha comunque sbocchi offensivi, cerca Seferi, anticipato però, possibilità allora di andare per Martinelli, va via Martinelli, dall'altra parte c'è Meloni che controlla e Goletti torna su di lui. Brutto fallo ora di Ferretti ai danni di Indelicato. Si prende il cartellino giallo. Cichella avanza, trova in verticale Seferi che prova a calciare Murato però da Carnevale, poi la chiusura. Laterale battuta all'indietro, Cichella.
Indelicato. Cichella ancora, allarga dall'altra parte, scivola. Pisapia, può ripartire Ferretti che va a lungo dove c'è Meloni che controlla col petto, arriva su di lui Ugolini che commette fallo. Tocco la botta di Ammassari sul palo. Sfera ancora buona per Meloni che col destro trova il gol dello 0-5 per la Pisana. Goleada alla Stella Azzurra. Cichella. Il tocco sbagliato da parte di Chianese, rimedia in qualche modo il numero 13, ne è entrato Alcini, pallone ancora buono per la Roma, lo scarico di Seferi che non va a buon fine, allontana tutto. Pace, Goletti va a rimettere in gioco con le mani verso Chianese che avanza e trova Pisapia che alza la testa, dall'altra parte si fa vedere lo Russo che scarica per Alcini. In verticale Alcini, controlla Indelicato che va a scaricare poi su Pisapia che allarga sulla destra, si ricomincia da Cichella, lo Russo, anzi Oliva, calcia con il destro, rasoterra che termina vicino al palo della porta difesa da Filonardi, ma comunque destro morbido sulla cui traiettoria era presente e pronto il numero 1 della squadra ospite. Ora un fallo subito da Ammassari, calcio di punizione per la Pisana, calcio a 8. Settimo minuto della ripresa che si sta giocando in questo momento. Roma 0, Pisana 5. Pace va a giocare con Meloni che scarica ancora su Pace che in qualche modo ricomincia da Carnevali che apre sulla destra. Carnevali, Pace in verticale, non si intende con Ammassari che non aveva tagliato verso il centro, può ripartire la Roma. Cichella attaccato da Ferretti, fallo del numero 3 che non protesta ricordando di essere già ammonito. Cichella, spazio per andare per Luca Cichella che poi lascia la sfera a Pisapia, il tocco centrale a cercare Indelicato che si gira, calcia deviazione, pallone che termina vicino al palo della porta difesa da Filonardi. Corner verso il centro, ci mette la testa Ammassari. Seferi, tocca per Oliva che vince un rimpallo, va sul fondo, mette dentro un traversone col mancino, rimbalzo che non lo favoriva. Sfera che si è spenta sul fondo. Ammassari si fa trovare sull'out di destra, mette questo pallone verso il centro, arretrato però per il compagno, allora allontana la difesa della Roma, lungo per Seferi, Carnevali protegge l'uscita di Filonardi che va a bloccare con le mani e a rimettere in gioco proprio verso il numero 5 che riparte da destra da Federico Pace che scambia con Martinelli. Ora Meloni, c'è Ammassari centralmente, servito in questo momento. Lo scarico di Ammassari, Matteo Laurato, ancora Pace, Ammassari, cambio di gioco su cui manca il controllo Pisapia, ma la rimessa laterale è comunque per la Roma.
a batterla ci va Alcini che gioca con Cichella, largo sulla destra, riceve in questo momento Pisapia che va da Chianese, il cui traversone viene deviato in corner. Calcio d'angolo per la Roma in evidente difficoltà. Pisapia sul punto di battuta, pallone verso il centro, il colpo di testa ad allontanare da parte di Pace. Laterale battuta verso Oliva che controlla, poi scarica su Cichella, si fa vedere centralmente Indelicato che scarica ancora l'indirizzo del numero 8, attaccato da Ferretti, ora in due su di lui Cichella, costretto ad arretrare, rischia anche di perdere il pallone, poi ricomincia da Alessio Oliva che trova sulla sua verticale Chianese centralmente. Seferi controlla, calcia, Murato, possibilità di andare in velocità per Ammassari, lo insegue Seferi, Ammassari cerca Meloni che però tagliava verso il centro, Ammassari lo voleva servire sulla corsa, non c'è riuscito, può andare alla rimessa con le mani Goletti, pallone in avanti, attenzione a Seferi che controlla, viene verso il centro, Seferi tocca, poi Carnevali salva tutto, non l'allontana, può uscire, palla al piede Laurato con sicurezza. Ammassari ancora viene verso il centro del campo, rientra, subisce un fallo, calcio di punizione. Il destro di Meloni o il mancino di Ferretti, va il numero 9, Rasoterra che passa, Goletti respinge, poi Laurato la deviazione e pallone messo in corner. Cichella gioca centralmente con Pisapia che allarga il gioco su Chianese, controlla Chianese, la mette a terra, alza la testa, non c'è nessuno, va da Indelicato che mette verso il centro, ma se Chianese non aveva crossato era perché non c'era nessun compagno, il cross di Indelicato non va a buon fine, Cichella dalla lunga distanza, blocca Filonardi. Pace, Martinelli, Laurato, Ammassari, spalla alla porta, la copre e scarica su Federico Pace. Meloni alza la testa e apre il gioco, Carnevali ancora in verticale verso Meloni che controlla, prova la botta, vola Goletti che mette in corner. La rincorsa di Ferretti che gioca all'indietro su Carnevali. Lo scambio, ancora Carnevali a servire Martinelli che calcia, deviazione, ancora calcio d'angolo. Pallone giocato verso il centro, l'anticipo, poi Seferi non riesce ad arrivare su questa sfera, Laurato può riproporre in avanti verso Ferretti che va l'1 contro 1 con Cichella. Va via Ferretti che mette il pallone verso il centro, Massari anticipato, Laurato ricomincia di testa, solo una squadra in campo. Carnevali poi allontana senza prendersi troppi rischi. Gara perfetta finora quella di Tiziano Carnevali. Ciccolini, è tornato in campo il numero 4 della Roma, che ora va a giocare con Oliva, Cichella, Oliva,
Seferi va via, ma sono in 3 a marcarlo e a chiuderlo. Allora Laurato per Meloni, non si avventura in un 2 contro 5, preferisce ricominciare. Carnevali verso Meloni che controlla, riesce a scaricare. Ancora Meloni, alza la testa, va da Ammassari che allarga dall'altra parte dove controlla Martinelli. Laurato allarga sulla destra, il controllo di Martinelli che mette questo pallone verso il centro, lungo per Meloni, ma disarmante la superiorità con cui la Pisana sta gestendo la partita e il risultato, gestendo il possesso in modo veramente eccezionale. Ciccolini ora dalla distanza, pallone a metà tra la porta e Seferi, si spegne sul fondo. Ferretti controlla Ferretti che poi va a servire a Massari. Ammassari non va all'1 contro 1, scarica verso Federico Pace che va a giocare con Matteo Laurato. Laurato cerca e trova lo spazio per liberare il mancino, Goletti si oppone con i piedi. Ciccolini può provare a far ripartire i suoi, va in verticale verso Seferi che controlla, lascia sfilare questo pallone, lo copre, cerca di andare via sul fondo, sono in 2 su di lui. Seferi con la forza prova a passare, alla fine viene chiuso. Carnevali può ripartire, ma preferisce mettere fuori perché Seferi si è fermato accusando un colpo al volto. Ciccolini restituisce ora la sfera, 17esimo della ripresa in corso e gara che clamorosamente sembra non aver più nulla da dire. Meloni ha la possibilità di controllare e di andare, libera il destro Meloni, Goletti in 2 tempi la fa sua. Cambio di gioco verso Ciccolini, arriva Pace a sottrargli la sfera, poi Pace ricomincia col tacco, si prende qualche rischio di troppo. Ciccolini nel riconquistare la sfera commette però fallo, calcio di punizione per la Pisana. Cichella chiede spiegazioni, il fallo sembrava esserci, sembrano più dovute alla frustrazione per il risultato, le proteste, ci sta. Ferretti dalla distanza, Goletti non blocca, Meloni calcia addosso ad Alcini, ancora corner per la Pisana. Pallone all'indietro, Ferretti mette il traversone lungo per Martinelli. Pisapia, pallone in verticale chiuso, lo scarico di Pace, lungo con i piedi Filonardi, il colpo di testa di Chianese, poi Ciccolini, centralmente la possibilità e arriva il gol anche per la Roma. Lo sigla Alcini con un mancino dalla distanza al 19esimo del secondo tempo. Roma calcio 8-1, la Pisana 5. Ammassari va via, calcia col destro ed è il gol dell'1-6 di Ammassari che non dà neanche il tempo alla Roma di gioire, seppur in parte per il gol della bandiera. Ammassari fa 6-1.
Ciccolini impegna Filonardi che non blocca, poi arriva Carnevali che gioca corto con Martinelli. Laurato trova Massari ancora, la fa sua Ciccolini che prova a ripartire, ma l'anticipo di Laurato ferma tutto. Massari centralmente, prova a girarsi, ricomincia poi da Carnevali che cambia gioco dalle parti di Meloni, che scarica, subisce un fallo. Lei si metta al suo posto, per favore. Arriva il giallo per Chianese, intervento scorretto. Cichiella da capitano va a chiedere scusa per l'irruenza dell'intervento del compagno. Entrata d'arancione, possiamo dire. La rincorsa di Carnevali che mette il pallone verso il centro. L'ultimo tocco è di Oliva, sarà corner per la Pisana. Cichella. Ciccolini. Avanza Lorenzo Ciccolini, può pensare anche alla conclusione, ecco che prova il destro, la respinta del portiere e poi Cichella trova il gol del 2-6 quando è in corso il 22esimo minuto del secondo tempo. Ferretti. Carnevali va a lungo, la testa di Oliva. Può andare Pisapia, verticale per Seferi, l'anticipo di Carnevali, si chiude l'1-2 in qualche modo, Seferi prova a calciare, da posizione impossibile, trova solo l'esterno della rete. Carnevali a Massari, poi Laurato, possibilità di avanzare per Matteo Laurato che trova un compagno, si trattava di Cesaro, chiuso. Cichella, Ciccolini, alza la testa, mette questo pallone verso il centro, tra le braccia di Filonardi. Carnevali, Laurato. Si fa vedere Ferretti che poi allarga sulla sinistra dove Cesaro controlla ma male. Arriva Lorusso che poi subisce anche un fallo. Calcio di punizione per la Roma già battuto con Luca Cichella in possesso della sfera. Seferi non trova col tempo giusto Pisapia. L'impressione è quella che manchi solo il fischio finale. Qui alla Stella Azzurra, gara clamorosamente a senso unico. Scarica Carnevali. Poi Cesaro va a giocare con Ammassari. Centralmente viene servito Ferretti. Ancora Ammassari. Pallone in verticale. La chiusura su Laurato da parte di Alcini. Ammassari con le mani, la testa all'indietro di Carnevali. Pace. Martinelli, il tocco ora per Ferretti che allarga su Cesaro, prende la mira Cesaro, spara alto il numero 7. Cichella alza la testa, va in verticale. Seferi non ci può arrivare, controlla tutto Filonardi.
Cambio di gioco di Pace, scusate, che trova Carnevali, che prova addirittura la botta. Si oppone Alcini che mette in fallo laterale. Tiziano Carnevali va a rimettere in gioco con le mani. Ferretti col tacco verso il centro. La botta di Cesaro alta sopra la traversa a causa anche di una deviazione. Va a battere Ferretti. Lunga con la testa in delicato. Carnevali. Pace trova Laurato che prolunga verso Ferretti, rientra verso il centro, scambia, ottiene l'1-2 da Laurato, poi prova a restituirgli la sfera. Laurato al limite dell'area, supera un avversario, piazza il destro. Bellissimo gol quello di Matteo Laurato che chiude la gara. 7-2 per la Pisana, che domina e dilaga alla Stella Azzurra contro la Roma. Si porta a 41 punti, riapre qualsiasi discorso nella corsa a 3 per il sesto posto playoff.